Mentre Raffaele Padrone, grazie, si chiamerà Street Tutor e con una licenza particolare potrà intervenire anche sulla pubblica via. Di fronte a situazioni di violenza o pericolo, l'iter per la nuova legge parte con le audizioni degli addetti ai lavori delle polizie locali e regionali. E questo fa sorridere perché? Perché un buttafuori per risolvere i conflitti in strada. Nasce lo Street Tutor, una nuova figura professionale che però, al contrario degli addetti in servizio alle discoteche, potrà operare anche sul suolo pubblico. Basterà un'autorizzazione da parte del comune e la registrazione in un apposito albo. E una, attenzione, della novità della nuova legge, attenzione, regionale, visto che qui quando sono arrivati gli steward subito hanno parlato di fascismo, di regole, dalle solite grandi monate che si riempiono la bocca ai cosiddetti democratici, no? Mentre loro fanno il loro lavoro, aiutano le forze dell'ordine. Ebbene, il buttafuori di strada, lo Street Tutor, fa parte di una legge regionale dell'Emilia-Romagna, in merito alla polizia locale, che inizierà il proprio iter legislativo, anzi ha già iniziato in questi giorni il proprio iter legislativo, in attesa dell'approvazione prevista entro l'estate. Mi viene da sorridere perché già nel 2017, a dicembre, gli ultimi mesi di dicembre, proprio da Pordenone partì la bozza di questo progetto, che ha visto gli steward poi presenti sul territorio da dicembre, ma come sapete qua in Friuli è così. Non possiamo basarci solo sulla polizia, è inutile che ci raccontiamo le balle. La polizia sono pochi uomini, non te ne mandano in 100.000 e tantomeno assumono perché non ci sono i soldi. Quindi o la polizia e i carabinieri si fanno aiutare anche da queste persone e anche dalla polizia provinciale, o non si va da nessuna parte. Una sola volante o una sola alfetta, così chiamata, dei carabinieri non bastano per l'intera provincia di Pordenone. Raffaele Padrone è qui con noi, vice segretario nazionale della polizia, perché le storie stanno a zero, altrimenti sbaglio? Ben ritrovati. Io dico che lei ha centrato la cosa che preme alla popolazione, alla cittadinanza, che sono i contribuenti di questa sicurezza, è datata dal numero di uomini che vedono per la strada. Se il Ministero a Pordenone ce ne manda 10, però sa benissimo che ne vanno in pensione 25, i conti mai non tornano. Quindi io credo, con questa collaborazione che è stata istituita con questa nuova amministrazione, le cose insomma si siano quantomeno livellate, soprattutto perché una nuova collaborazione, anche perché loro non sono gli operatori o le vedette, le sentinelle, ma sono le persone che ci avvisano. Quindi io sono stato anche uno di quelli che diceva ben venga, chiaro, vengono pagati, ma d'altronde fanno anche loro un loro servizio, cioè se il comune ha voluto investire in sicurezza, ha investito anche su queste persone, così come dovrebbe investire su un numero maggiore di vigili urbani, quindi polizia municipale, come diceva lei, forse un altro tipo di polizia. Cioè, ricordiamo che Pordenone ha comunque le sue 2 pattuglie e i carabinieri hanno le loro 2 pattuglie, però sono distribuite in un territorio che ormai sappiamo benissimo non essere più il territorio di 10-15 anni fa, quando soprattutto 10-15 anni fa non è che non conoscevamo, non c'era la violenza di oggi. Il problema è che oggi molti soggetti non vengono riconosciuti perché sono cittadini stranieri. Non dobbiamo nasconderci dietro al dito, però molti reati, lei lo sa benissimo, vengono effettuati, commessi da persone straniere. Quindi voglio dire, credo che sia una dir poco parlare, perché dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo, direttore. Sentiamo Francesco Ribetti, che è il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Pordenone. Gli ospiti dovete portarmi tutti dentro, perché altrimenti, signori, non ci sono le immagini. È inutile che faccia quella faccia Schulz. Qua siamo in Italia e decide chi dirige il telegiornale, non lei. Ribetti, allora, Francesco Ribetti, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, mancanza di forze dell'ordine, dicevo prima con Padrone, è una cosa questa veramente incredibile. Noi abbiamo gli steward, no? E pensi che in Emilia Romagna stanno licenziando, è iniziata qualche giorno fa, stanno licenziando una legge denominata Street Tutor. Cos'è? È una licenza particolare a delle persone che potranno intervenire sulla pubblica piazza o via di fronte a situazioni di violenza o pericolo. Possono intervenire, fanno una legge
in Emilia Romagna. Qui quando sono arrivati gli steward hanno dato subito del fascista a Ciriani e a questa amministrazione, perché bisogna dirle queste cose, anche l'opposizione. Io vorrei vedere cosa dicono, visto che c'è un governo del Partito Democratico, cioè io non voglio fare adesso diciamo, però la verità è questa. Diciamo che non può che farci piacere che qualcosa iniziata a Pordenone con un po' di scetticismo da parte di molti invece venga preso ad esempio da altre zone, soprattutto da amministrazioni di colore diverso. C'è anche da dire una cosa, è un ambito molto delicato, perché quando si mette in mano la sicurezza a determinati soggetti che magari non sono legittimati o non sono percepiti come legittimati, ecco, è un momento molto delicato. Qui entra anche il mio aspetto professionale. Dico, bisogna mettere in mano determinati ruoli, determinati servizi a persone che garantiscono competenza e che vengono istruite in maniera adeguata. Certo è che dove non arriva lo Stato, per questo la sicurezza dei nostri cittadini è un compito principale, prioritario dello Stato, un'amministrazione, chiedo scusa se ne interrompo direttore, un'amministrazione deve intervenire. Diminuiscono le persone. Assolutamente. Perché di fatto ne sono arrivati 15, vanno via 25. in pensione in 25, già prima erano in pochi. Oggi... È la soluzione all'italiana, ve ne abbiamo mandati 15, cioè, però non ci dicono che 25. Cosa dice? No, io dico che... Mi allarghi a 3 per cortesia, grazie, quello, no? Quello che dice il suo ospite, comunque, che conosciamo l'avvocato, va bene, ma loro non sono... le ho detto prima quando lei non c'era, non sono le sentinelle della legalità, perché sono le forze dell'ordine. L'importante è che comunque avere sul territorio delle persone che hanno i nostri numeri di telefono di riferimento, le prime guardie, che chiamano e ci danno l'indicazione dell'intervento, io credo che sia una cosa anche positiva, cioè che abbiano la divisa gialla, verde o rossa, per me non c'entra nulla. Non vogliamo tornare alle vecchie ronde, si ricorda quando proprio in provincia di Pordenone, in città Pordenone, ci fu questa ronda. Le ronde leghiste non accompagnate da un uomo da forza dell'ordine. Non erano ronde, per la verità. Non erano le ronde militari di una volta. Vigili urbani preposti, e questa fu un'intuizione di Alfredo Pasini che vide lei parla di... No, io parlavo delle lontano, ma molto lontano, voleva approntare una squadra di vigili urbani dotati di manganelli, manette, pistole e quant'altro per la salvaguardia del territorio. Okay? Siamo nel 93. Fu subito andate a prendere, no, ma era additato come accusato fascista perché avevano le divise nere, si ricorda che avevano. Ma perché cosa c'hanno i vigili urbani? Avevano la divisa viola, non ho capito. Ma fu accusato di questo. Avevano le divise, erano quelle vicine ai flick di antica memoria, che sono tutte vestite in nero. La divisa oggi, la divisa del vigile urbano è rossa, no, mi pare che sia nera, no, mi pare. La divisa è bianca d'estate, la camicia bianca, ma altrimenti no, dico, allora se qua dobbiamo stare attenti alla camicia, non si va da nessuna parte. Ci vuole la sostanza, se mi consente di dire proprio un'ultima battuta. Io ho notato e molti cittadini ci hanno ringraziato per questo, perché c'è una percezione della sicurezza, pur non essendo Pordenone, dobbiamo dirlo, una città con grandissimi problemi, ha subito un'escalation, ha avuto un'escalation, però i nostri cittadini avevano bisogno, sentivano la mancanza di una percezione di sicurezza. Ecco, l'istituzione delle ronde ci ringraziano di questo, perché in certe zone, io ogni tanto vado a correre, magari passo al parchetto da una parte, vedo che proprio la presenza fisica aiuta a tenere sicure, soprattutto, ripeto, in certe zone più problematiche. Io parlavo di quelle ronde con 2 militari e un carabiniere, un poliziotto. Quello fu uno spreco, perché si girava con mezzi blindati che usavano in Afghanistan, che per fare 3 km usavano 6 litri. C'era questo il problema, si ricorda? Però se adesso le mettessero senza la polizia o i carabinieri, come ha fatto con i Vespi siciliani anni fa, lei si ricorda, avevano autorità di pubblica. Però il poliziotto, anche il giovane militare deve avere la possibilità di sparare. Andavano via senza caricatori. Non voglio vedere i poveri militari a Napoli accerchiati senza caricatore da 5-6 persone perché non avevano il caricatore. Ma allora ci vorrebbero le belle macchine senza il motore. Direttore, ci vorrebbe la scatola vuota. Sì, appunto. Adesso l'onorevole Salvini è anche il ministro dell'interno, se magari si mette lì e con il governo fanno delle leggi speciali di autorizzazione a intervenire, sarebbe tutto di guadagnato, meno uomini e più possibilità di intervento. Bene, grazie a lei. Grazie ai miei ospiti.
quindi Raffaele Padrone e il consigliere comunale Ribetti, che sono stati qui con noi. Allora, adesso cambiamo argomento, perché abbiamo parlato prima di questa protesta